We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Eccoci cari amici, siamo sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Oggi voglio affrontare un tema che spero troverete interessante, a me piace molto, è quello legato alle novità della Fiera di Padova. Abbiamo qui il direttore di Padova Fiere, Paolo Coin. Benvenuto Paolo. Grazie Damiana. Preferisce direttore, il tu, il Paolo va Paolo va benissimo. bene, ci diamo del tu. Benissimo. Allora Paolo, ti ho convocato qui a bere il caffettino nel nostro salottino perché domani apre una bellissima rassegna all'interno del polo fieristico di Padova Fiere che è Passioni e collezioni, una fiera fuori dal comune, quindi giunta alla sua seconda edizione. Perché fuori dal comune? Per le mille novità probabilmente? È fuori dal comune perché intanto ha avuto una crescita repentina, quindi questa per noi è una grossa soddisfazione. La seconda edizione, questa manifestazione ha triplicato la sua dimensione, ha incontrato l'interesse di una quantità di espositori assolutamente rilevante, intorno ai 400 espositori, e soprattutto è viva, è ricca di contenuti, è una fiera che ha un potenziale, e per noi che abbiamo scelto di essere una fiera con una grande storia, ma che cerca anche di essere soprattutto una fiera giovane, l'interpretare le passioni, il lavorare su cose divertenti, stimolanti, ci piace, e quindi quest'anno per esempio abbiamo dato il via alla prima edizione di Mondo Mare dedicata alla nautica. È vero. Passione e Una collezioni novità. è un contenitore che mette in linea gli sport estremi, mette in linea l'antiquariato, mette in linea il collezionismo, il modellismo, tutte quelle cose che rendono in qualche modo piacevole il tempo libero. E d'altronde la passione, no, dà un po' la cifra della qualità della nostra vita, no? Una vita senza passione, che noia. Quindi è un momento anche di incontro e confronto tra molti appassionati, come dicevi bene prima, di sport estremi, fitness, modellismo, antiquariato, fumetteria, 4x4, quindi automobilismo, giusto? 4x4, cos'è Sì, fuori esattamente? strada. Fuori strada, esatto, e tanto altro nel ricco contenitore della mostra mercato, in programma il 16 e 17 aprile, quindi appunto domani, sabato e domenica 17 a Padova. Vedo qui tantissime chicche, moltissime informazioni e curiosità, ma prima, visto che sei il direttore da ben 3 anni ormai, vero, di Padova Fiere, ti chiedo, perché sono appassionata anche di storia, di farmi una piccola disamina, insomma un excursus storico su quello che è uno dei più importanti sicuramente polifieristici del nord-est, ma direi anche di tutta Italia, no? Padova Fiere, longevissima, no? come fiera. Padova Fiera è uno dei quartieri storici, ha una grande intuizione dei padovani alla fine della guerra, quando decidono che tutto sommato il rilancio dell'economia, parlo della prima guerra mondiale, Sì, data 1919, vero, l'anno di 1919, fondazione, quindi storica. decidono di rilanciare l'economia, di rilanciare il dialogo tra le genti, con un grande appuntamento che è appunto questa fiera campionaria, che eredita poi di fatto la grande tradizione della Fiera del Santo, e da quel momento diventa un appuntamento importante, un modello anche per tutto il sistema fieristico che poi si forma nel tempo in Italia. E basti pensare che nel 1921, 2 anni dopo la guerra, i paesi esteri che sono presenti sono l'Austria e la Germania, cioè i nemici Sul campo di sul battaglia campo di battaglia, proprio. che diventano un momento di incontro, di confronto, di business. Di Non si dialogo diceva anche, ancora, ma di grazie, fatto certo, grazie al commercio. l'economia era ed è da sempre uno degli aspetti dominanti poi dell'attività fieristica. Diciamo che da questa campionaria, che è di fatto una manifestazione abbastanza straordinaria, nel senso che è cominciata nel 1919,
si è interrotta solo durante la seconda guerra mondiale, poi da sempre con delle trasformazioni, perché ovviamente la Fiera dei Campioni è stata nel tempo un appuntamento per il commercio e l'industria di altissimo livello. Oggi è in una ricetta che si rinnova e che sa sistematicamente reinterpretare anche i bisogni e le sensibilità, una fiera fresca, una fiera che apre l'estate, una fiera che propone curiosità, una fiera che si muove sul turismo, sulla casa, Ecco, questo è sul l'accenno alla benessere. prossima Questo è campionaria, l'accenno vero? sulla prossima Che si campionaria. terrà a maggio, Sì, esattamente dal 14 al 22 maggio, e si pronuncia ancora più ricca di quella dell'anno scorso. Una campionaria, vediamo la locandina qua nel video, una campionaria ecologica, vero Paolo, e internazionale. Tante le novità dell'edizione 2011, quindi grande attenzione appunto all'ecologia. sì, il tema del benessere oggi non può prescindere dalle questioni ecologiche e noi abbiamo deciso di proporre un settore che è quello della mobilità ecosostenibile. Nell'ambito di questa mobilità ci sono tutta una serie di prodotti del settore automobilistico fondamentalmente, ma anche di altre realtà che per il basso impatto ambientale, per la razionalizzazione delle tecnologie offrono una maggior libertà di movimento e in qualche modo puntano a promuovere questa necessità anche di svincolarsi dal petrolio che diventa sempre più difficile Direi coi da tempi che gestire, corrono, soprattutto in anche con gli rapporto aumenti terribili dei costi ai costi politici, sociali, internazionali e che si ambientali, finiscono appunto. con l'andare ad Anche affrontare. quello. Mm. Infatti vedo qui in esposizione i nuovi modelli ecologici a basso impatto ambientale e i veicoli ibridi. Mm. Questo insomma è un bel suggerimento anche per il mercato, insomma. Credo che soprattutto in questa escalation Mm. dei costi del petrolio, cominciare a ragionare e a promuovere per quanto possibile un intelligente allontanamento da un certo tipo di vincoli sia comunque necessario. E in questo c'è quella missione che da sempre la campionaria ha, che è quella di ragionare sulle novità in maniera pratica e rendendole tangibili, perché poi di fatto Fiera Campioni era l'opportunità per toccarli. Beh, nasce proprio, è bello questo termine, Fiera Campioni, vero? Tutta una serie di campioni che davvero mi hanno anche portato la Fiera di Padova ad essere, lo dicevamo, una delle più storiche, vero, in Italia e anche una fucina di idee, no? Perché rispetto ad altre fiere che magari si caratterizzano con delle proposte un po' fisse, qui c'è molto dinamismo, molta originalità anche. Sì, allora, il fatto di essere in una città come Padova, una città che ha una realtà universitaria importante, che ha un sistema industriale che si caratterizza per un eclettismo, a Padova trovi di tutto Ah, questo e sì. questo ti mette nella condizione di poter risultare laboratorio di qualunque tipo di iniziativa. In questo senso la fiera è sempre stata brava nell'interpretare questo dinamismo del territorio e buona parte delle fiere italiane sono nate a Padova come modello, sono nate come sistema anche di rapporto con il mondo imprenditoriale. Quindi da quel punto di vista Vivacità, c'è grande una vivacità che vivacità, è vero. peraltro anche in un momento di crisi comunque dell'economia, Mhm. crisi da cui il sistema fieristico non può prescindere perché poi di fatto Cioè va noi a non facciamo toccare, altro che certo. interpretare la capacità, la volontà, l'ottimismo delle aziende, perché poi di Mhm. fatto uno viene in fiera quando ha del coraggio, quando ha voglia di proporsi, quando ha voglia di farsi vedere Certo. e il fatto di avere questo tipo di caratteristiche fa sì che anche in momenti come questi la fiera di Padova sia una fiera che crea prodotti, che crea appuntamenti, che ragiona sull'interpretare necessità di sistemi economici che in questo momento hanno bisogno di farsi vedere. Mondo Mare nasce da questo tipo di esigenza, ha avuto un successo immediato proprio perché
la nautica ha creduto nella necessità di avere un appuntamento diverso e nuovo costruito con il dialogo. Noi Ci parliamo molto credete? con i nostri espositori Mhm. e cerchiamo di fare cose che servono. E poi anche il mare è una grande passione, no? Credo che lavorare sulle passioni sia anche un antidoto poi alla crisi, un antidoto a un po' a un pessimismo a volte dilagante, no? Le fiere sono, ripeto, sono un bello strumento perché Mhm. tutto sommato sono oneste nel senso Sono lo che specchio un po' dei sono lo tempi, specchio della dei tempi, realtà. ma un'azienda che viene in fiera si chiarisce facilmente le idee, nel senso Mhm. che vede qual è il suo appeal rispetto al pubblico, vede come si presentano i concorrenti, vede che cosa ha portato a casa in termini di relazioni, quindi è uno strumento che nonostante la sua storicità offre rispetto a quello che poi è diventato un naturale e logico concorrente come internet, Mhm. una, una tangibilità che è importante e di cui le aziende sentono ancora un notevole bisogno, perché comunque la fiera ti dà delle risposte immediate, Bene, nel bene e intanto nel ci male. vediamo anche qualche immagine di passate edizioni di Mm, questa appunto importante fiera di Padova. E un ultimo accenno alla campionaria, poi vorrei tornare alle tante chicche della manifestazione Passione e Collezione, che è un po' la mm, protagonista della nostra intervista. La campionaria dell'anno scorso si è chiusa con 300.000 visitatori, sì, no? Un ottimo risultato e conferma dunque lo stato di buona salute di una fiera che ha superato ormai 90 anni, no? Siete a quota 92 anni e mm, quindi davvero grandi conferme e grande longevità, lo dicevamo. Una curiosità sempre legata alla campionaria, fra le nuove proposte l'introduzione del settore birra nostra, quindi sì. un'attenzione anche a questo prodotto intramontabile, un evergreen, esposizione tutta dedicata alle birre artigianali d'Italia. Allora, c'è un fenomeno che è quello dei microbirrifici. Negli Stati Uniti, fra le cose che hanno salvato un certo modello di agricoltura, c'è stato proprio il passaggio da un sistema, per esempio, di produzione industriale della birra, per cui in realtà c'erano tre marchi, Mhm. a una piccola imprenditoria che ha sviluppato una serie di iniziative, che ha sviluppato marchi propri, che ha fatto della ricerca, che ha lavorato sulla qualità e oggi ha reso completa e sofisticata la proposta delle birre in America. Logicamente c'è anche il vino, ma Comunque, lì conta molto. Da noi stiamo sì. facendo la stessa cosa, cioè Quindi eh, valorizzare anche questi antichi mestieri, perché questo valorizzare gli davvero. antichi mestieri, valorizzare le tradizioni, valorizzare il territorio, Mhm. valorizzare la potenzialità economica di chi decide di non arrendersi ai grandi sistemi industriali e vive una sua dimensione Artigianale, però artigianale, legata al bello. territorio, legata all'agricoltura, legata alla ricerca e in questo caso veramente alla passione, perché questa è una sfida imprenditoriale a tutto tondo Certo, chi che però, resiste di fronte che a però questi sta grandi. pagando, nel senso che oggi il mondo dei micro birrifici è Mhm. ricercato e dà una dimensione economica diversa rispetto all'omologazione che comunque Dei grandi viene brand portata da grandi brand che che poi si comprano tra loro, insomma in sì, qualche modo poi ti trovi che omologano. l'anastro azzurro in realtà è una Certo. birra sudafricana, quando sei stato sempre convinto che in Si va a realtà fosse, perdere un po' si va a l'identità perdere. appunto anche Qui invece c'è territoriale. una coerenza con il territorio che ci piace E rappresentare quindi nell'ambito in della campionaria. fiera a maggio alla campionaria vedo qui le bionde, le ambrate, le scure, le crude, le speziate. Gli amanti Mm, del luppolo potranno trovare prodotti per tutti i gusti. Quindi mm, insomma sarà un momento importante anche appunto per la degustazione che non guasta mai. Torniamo a passioni e mm, collezioni, Paolo. Un padiglione per gli sport estremi sarà tutto dedicato davvero a mille mm, curiosità. Vedo qui sport davvero per chi ha molto mm, fegato, la sottoscritta si dedica al massimo all'equitazione, però qui parapendio di sicuro non lo farei. mm, Paracadutismo, rafting e canoa mm. sono sport bellissimi, però appunto per gli amanti dell'avventura. Sì, diciamo che ci sono poche occasioni per Mhm. rappresentare questi sport, ci sono tutto sommato momenti che possono essere affascinanti, interessanti, veramente coinvolgenti e noi abbiamo deciso di creare una vetrina proprio per dare spazio a
a questo mondo, a queste piccole associazioni, a questi appassionati, Audace però. che audace, Molto perché audace. indiscutibilmente, come dicevi tu, ci vuole del fegato, Mhm. ma questa è una delle soddisfazioni, nel senso che il riscontro che abbiamo avuto su questi temi ci fa pensare che stiamo andando a colmare quel piccolo bisogno e Di quella molti curiosità appassionati, appunto. che era in qualche modo necessaria. Poi, accanto a sport estremi, c'è comunque tutta una declinazione del fitness, Mm. arrivando anche all'extreme fit, Mhm. quindi a discipline abbastanza dure, Sì, ma che comunque rappresentano una tendenza del momento sì, anche, sì, sì, no? ma poi insomma è un mondo in continua evoluzione. Certo. Per cui adesso c'è il Powerball, il Body Attack, Sì, ne sì, covano ma anche di tutti i tipi e cioè, colori. ed è curioso vedere Mm. come in realtà ci sia una sistematica innovazione dietro a quella che era l'idea, ti metti la tuta e vai a correre. Esatto, Oggi invece oggi ne inventano è di tutti diventato i un business, ma colori. è diventato anche Un modo un'occasione di di vivere, socializzazione, cioè certo. ha Beh, comunque vedo tutta ci una serie saranno di... anche, Paolo, gli istruttori delle diverse discipline, quindi saranno lì a disposizione per Sì. dimostrazioni gratuite. E poi vetrina, come dicevi tu, importante anche dal punto di vista economico. Fra i principali centri fitness di Padova, appunto, Mm. ci saranno molti espositori, presenteranno al pubblico la loro offerta, dando la possibilità di partecipare a lezioni di ogni tipo. Vedo qui Powerball, Body Attack, Mm. Aerogaga, alcune cose non le ho neanche mai Dai, sentite, io Aero aspetto la Latin, fiera per vederle. vero, perché nascono come funghi queste nuove Sì, discipline. sì. Tra gli sport proposti in fiera anche due discipline originali che hanno preso piede negli ultimi anni, la kickboxing, questa già più Sì, nota, sport da combattimento che combina tecniche di calcio e caratteristiche delle arti marziali orientali, e l'extreme fit. mm. Poi domenica 17 aprile la fiera sarà invece teatro di una gara regionale di pattinaggio. Bene, uno sport che io ho Mm. praticato, non è estremo, molto bello, molto, molto È elegante. estremo quando finisci per terra e ti Sì, distruggi le infatti, qualche ginocchia. caduta estrema l'ho fatta, però non è inserito, diciamo, tra gli sport estremi. Tu sei un amante della bicicletta, vero Io Paolo? sono un amante della bici, Cioè, sì. proprio ti muovi in bicicletta anche fino a casa tua, che non è proprio dietro l'angolo. Io guarda, sono reduce da una settimana in Germania dove lo spazio per le ciclabili e dove soprattutto è una questione di rispetto reciproco, perché poi la mobilità in bici è bella, ma dovrebbe sempre tenere presente un principio di rispetto del più debole, per cui il Certo, ciclista dovrebbe rispettare il pedone, l'automobilista dovrebbe rispettare il ciclista. è la In legge quasi di Germania natura. sono molto bravi, noi, beh, io Meno. per primo lo sono un po' meno. Padova è una città che sta facendo molto sul piano della ciclabilità, e Padova soprattutto è una città che ha una grande tradizione per quello che riguarda il mondo della bici, Beh, tant'è che ricordiamo aziende storiche, sì, ma Atala, Atala, sì, Rizzato se non sbaglio. Rizzato, Olimpia, Mm. tantissime realtà che hanno fatto e stanno facendo la storia della bici. Tant'è che sempre nell'ambito delle passioni, uno degli ultimi successi della Fiera di Padova, è uno dei progetti più lusinghieri che abbiamo Mm. realizzato di recente, è stata proprio Expo Bici, Eh sì. che è nata su questo tema e che sta crescendo in maniera molto importante, è diventata la fiera di riferimento a livello nazionale e cresce a, Insieme, cioè il Bike Expo per gli appassionati del motociclismo, vero? E avete Bike, unito Bike anche Expo Expo che Bici. abbiamo per caratterizzare in maniera ancora più intensa, Mm. dandogli una dimensione di ricerca. Passione è in qualche modo il denominatore della fiera di Padova, tanto è vero Mhm. che Bike Expo è diventato passione moto, Eh sì. diventando un contenitore che sviluppa la storia della moto, dalla moto d'epoca alle grandi novità fino alla Ducati di Valentino Rossi, in una logica per cui la fiera non diventa solo l'occasione per vedere quello che c'è di nuovo,
ma per capire la storia di un prodotto, e in questo c'è il fascino di costruire questo tipo di Infatti lavoro. c'è una grandissima affluenza, comunque grandissimo numero di visitatori, grande successo. Adesso avete unito anche quella della bicicletta, delle due Sì, ruote. diciamo che siamo particolarmente interessati alla questione della mobilità, Mhm. la mobilità anche in maniera particolare, tant'è vero che nell'ambito di passioni e collezioni nasce un appuntamento dedicato anche a fuoristrada, al E infatti stavo vedendo 4x4. tra le note qui appunto fuori strada Universo dei 4x4, Mm. fa parte sempre della rassegna Fa parte della passioni e Passioni e Collezioni. collezioni. Diciamo che appuntamenti di questo genere servono anche come incubatori di Mhm. potenziali nuove manifestazioni, nel senso che il riscontro che avremo, le valutazioni che faremo assieme agli espositori Mhm. ci daranno poi la possibilità di capire se esistono i margini, esiste la possibilità di sviluppare una manifestazione autonoma, O oppure tenerla se inglobata. se manteniamo questo tipo di Mhm. esperienze nell'ambito di un contenitore coerente a questo che è appunto Il fil il rouge della filo rouge di un, passione. di un momento in cui si incontra il particolare. Ecco, il particolare, visto che poi il tempo fugge, non voglio trascurare altri aspetti importanti, c'è anche attenzione all'antiquariato, che vedrà la Mm? presenza di circa 90 espositori, con ricco assortimento di oggetti di ogni tipo e pezzi spesso Mm. unici e di Mm. pregio, quindi anche lì grande attenzione da parte degli appassionati. E poi il padiglione 8 sarà tutto dedicato al disco e fumetto, qui c'è davvero un ampio numero di appassionati e amanti del disco e del fumetto, quindi di cose anche un po' vintage, diciamo. Il disco e fumetto è per me un tema particolarmente affascinante, perché poi io ho una straordinaria collezione di topolini che pensavo avrebbero Però affascinato i miei figli, e in realtà non riesco a, a a trasferire la catturarli stessa su, passione. su questa cosa. Da una parte dico sì, così non me li rovinano, dall'altra È tutto così, è sommato vero, puoi mi chiedo perché custodire gelosamente la tua collezione. i miei giornaletti della domenica non incontrano Ma tutti i la bellissimi stessa fumetti successo. di Topolino, Paperino, quelli là della Sì, 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 Disney, tutti grandi anche lì, quelli. Cioè io ho un collezionisti. rapporto con i fumetti, credo come tutta la mia generazione, assolutamente Eh sì, importante. siamo cresciuti davvero con i fumetti. E quindi il fumetto è stata una forma d'arte, perché poi nell'ambito di passioni e collezioni il fumetto diventa arte. Quando si parla di Manara o di Foster, si parla comunque Di di grandissimi artisti, artisti, è vero, è e i vero. pezzi che vengono presentati, al di là della possibilità o dell'opportunità per tutti Mhm. di sentirsi in qualche modo parte di un progetto di collezionismo. Qui ogni tanto si parla di pezzi di pregio tale per cui destinati solo a un'elite. Esatto, per pochi eletti. Questo vale per il fumetto, ma vale anche per i dischi, no? Perché Sì. vedo qui tra le chicche c'è un disco Flexi dei Beatles che Mm, raggiunge una quotazione di 800 euro. Però, appunto, una cosa d'elite, non tutti si possono mm. permettere 800 euro per un disco, per quanto prezioso. Quindi, davvero, le novità sono tantissime, come grande è la vivacità della fiera di Padova. Siamo in chiusura, purtroppo c'erano mille cose da dire. Che Il cosa ci siamo persi? No, voglio fare una battuta su questo perché dimostra attenzione da parte Mm, vostra anche su questo fronte della mobilità protagonista in fiera, come dicevi, mm, un occhio anche a chi ha problemi appunto di mm. mobilità, vedo qui, no? Sì. Mi vuoi fare una battuta su questo? Prototipo, vedo di una macchina Diabli, Mm. la mobilità protagonista in fiera, all'interno del padiglione anche il prototipo di una macchina che converte il movimento in suono destinata a rivoluzionare il campo della riabilitazione. Ci sarà poi spazio per lo sport e molto altro. Sì, uno dei settori della campionaria è appunto quello dedicato alla disabilità, Mhm. in una chiave che è quella di integrazione, di comprensione e soprattutto di valutazione di quelli che sono gli strumenti per vivere la normalità di un problema, per rendere il tutto più semplice, Mhm. più comprensibile anche agli altri, perché poi di fatto in questo tipo di iniziative noi costruiamo delle partnership forti con le associazioni, proprio perché è uno spazio che ci viene richiesto, è un'opportunità che crediamo sia importante costruire, proprio
per conoscere e Mm. per superare le paure, i limiti o il pudore della non conoscenza Quindi una di nuova determinate cultura su questo situazioni. fronte della Credo che su mobilità in queste cose ci generale. sia sempre e comunque la necessità di parlare, la necessità di conoscere, la necessità di vedere. Bene, abbiamo fatto una panoramica perché davvero di cose da dire ce ne sono tantissime, ma a questo punto inviterei gli amici che ci seguono da casa a non perdere questo grandissimo appuntamento sabato 17, quindi domani, sabato 16, domenica 17 aprile, quindi 2 giorni per Passioni e Collezioni, una fiera fuori dal comune. Ricordiamo anche la campionaria straordinaria, allora a maggio, dal 14 al 22 maggio, quindi appuntamento pre-estivo, anche quello da non perdere. Amici, salutiamo e ringraziamo Paolo Coin, direttore di Padova Fiere. Grazie Paolo per Grazie averci Daniele. descritto così a fondo questo importante polo fieristico che abbiamo qui, fortunatamente Padova Fiere. Vi lascio per la solita pausetta pubblicitaria e vi aspetto tra pochissimo con Armenio Vettore, direttore AIL della sezione di Padova. A tra poco.